Ragazzi, buongiorno. Come promesso, oggi faremo la videoricetta del casatiello napoletano. A Napoli si dice o tortora. Procediamo con la preparazione. Allora, per 1 chilo di farina, 2 grammi di lievito e acqua a temperatura ambiente. Procediamo. Nella farina ci bricioliamo i 2 grammi di lievito e la andiamo ad ossigenare un poco. Farina con il lievito all'interno. Una volta ossigenata un po' la farina, iniziamo ad aggiungere l'acqua, un po' alla volta. Alla fine, ragazzi, è semplice. Noi lo faremo in 3 step. Alla fine, per una giornata, impastiamo il giorno prima per il giorno dopo, per dargli comunque una lievitazione più lunga, per far sì che sia più leggero e tutto. Per pulirci le mani basta un po' di farina e ritornano come nuove. Dopo che l'impasto è iniziato a prendere forma, passiamo tutto il composto su una tavola, che è molto più comodo per poterci lavorare meglio. Ecco. Ci puliamo la scodella. Ok. Questo procedimento di impastare lo facciamo almeno per circa una decina di minuti per lavorarlo bene. Facciamo in modo che non attacca più sul banco. Dopo i 10 minuti ci andiamo ad aggiungere il sale. Dopo messo il sale, aggiungiamo un altro filo d'acqua, il restante di prima, e andiamo a sciogliere il sale nell'impasto. E quello sarà l'ultimo procedimento. Andiamo con i 25 grammi di sale. Facciamo in modo che nell'impassare sciogliamo tutto il sale. Sotto le mani si sentirà quando c'è ancora sale oppure quando sarà completo, che sarà sciolto tutto.
procederemo così almeno per altri 4-5 minuti e sarà pronto il primo step. Allora ragazzi, passato i 4-5 minuti che abbiamo fatto sciogliere tutto il sale nell'impasto, mettiamo giusto un cucchiaio d'olio, olio extravergine, facciamo giusto un giro sull'impasto. Ecco qua. L'olio serve comunque a dare un buon colore quando lo andiamo a cucinare. Allora, messo l'olio, questo è l'ultimo minutino che impastiamo, giusto per far assorbire tutto l'olio che abbiamo messo. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Ok, fatto questo, ora vi farò vedere l'impasto come risulterà. Ecco, vedete, nel recipiente di prima lo spolveriamo con un po' di farina per far sì che dopo si stacchi bene l'impasto da dentro. Ok, mettiamo l'impasto, lo andiamo a coprire con un po' di pellicola oppure un panno umido e lo lasciamo così a massa a temperatura ambiente per almeno